In questo momento uso questa immagine, è come una catena fatta di tanti anelli. Quando questa catena viene tesa e tirata, fatta oggetto di forte pressione, gli anelli più deboli saltano e purtroppo in questi casi che abbiamo avuto di violenza, di omicidi, si è sempre trattato di persone con delle fragilità. Qualcosa si è spezzato nella mente e nelle relazioni di Riccardo De Felice, il 24enne che mercoledì ha ucciso il padre al culmine di quello che sembra essere stato un delirio e ora in carcere a Santabona. Il vescovo di Vittorio Veneto parte da questa immagine per lanciare un appello. Dobbiamo riscoprire il valore delle relazioni senza voltarsi dall'altra parte quando si vedono che ci sono delle difficoltà. Non è facile certamente, però se riusciamo a farci carico e a creare una rete di relazioni, anche le persone si trovano meno sole. Ora bisogna prendersi cura anche della mamma Adriana, raggiunta nell'abitazione dell'orrore in via Rosolena da uno psicologo messo a disposizione dall'esercito, dove il marito Francesco lavorava fino a qualche mese fa prima di andare in pensione. Anche oggi la donna è rimasta chiusa nel suo silenzio. Una riflessione arriva pure dal vescovo di Treviso. Ci sono tanti casi che purtroppo sfuggono anche alla nostra capacità di comprensione o di azione, ma se abbiamo un tessuto sociale attento che si prende cura, possiamo fare tutto quello che possiamo tutti insieme per lenire il dolore, per aiutare chi soffre, per evitare tragedie.